Gli utenti della rete promuovono il Veneto come destinazione turistica, dandogli un voto complessivo pari a 7,5 su 10. L'indagine, affidata dalla Regione Veneto a CISET Ca' Foscari e Paesi Online, vede alcune destinazioni fra le più votate: Venezia, Verona, Padova, Treviso, ma anche Cortina d'Ampezzo, Belluno e Auronzo di Cadore. Il voto complessivo esprime l'apprezzamento generale degli utenti nei confronti delle diverse località turistiche, ma scende quando si chiede di dare una valutazione su aspetti particolari come i trasporti, i servizi, la percezione della sicurezza. L'area del Garda ha un voto quasi di 8, il Mare Veneto ha un voto alto, quindi ci sono delle realtà molto buone, molto dinamiche, ci sono altre realtà su cui si può lavorare, però sicuramente c'è una grande attenzione da parte dei navigatori italiani e quindi anche turisti che navigano online nei confronti di questa regione. Promosso anche il Mare Veneto, la Pedemontana, le zone collinari e le terme euganee. Il Mare Veneto, secondo gli internauti, non è esclusivamente sole e spiaggia. Caorle, Bibione e Jesolo, le località più votate, sono apprezzate anche per i prodotti tipici, per la possibilità di fare sport e per le attività legate al benessere. Scontati i giudizi su Venezia, dove però gli utenti rilevano problemi sul fronte della ristorazione, dell'accessibilità per tutti, della sicurezza e dell'accoglienza. Venezia, come hanno detto i turisti e continuano a dirlo, è una città unica al mondo, quindi il voto ovviamente emozionale è sempre alto, viaggia tra il 9 e il 10. Poi però quando si va a chiedere ai navigatori che cosa ne pensi dei vari aspetti, ovviamente ci sono dei servizi su cui bisogna lavorare per migliorare la soddisfazione del cliente.